Professoressa Nicoli, come si è arrivato alla definizione delle varie tematiche che sono alla base delle singole officine? Siamo partiti sostanzialmente lavorando dal basso, cioè cercando, quindi l'obiettivo iniziale era quello di poter coinvolgere tutta la comunità accademica, che potesse quindi riconoscersi sostanzialmente nelle tematiche che poi siamo andati a proporre al cantiere. Quindi quello che abbiamo fatto è stato proprio una call, una richiesta, diciamo, a tutti i dipartimenti dicendo: va bene, abbiamo questa idea di questo progetto, che cosa voi ritenete possa essere importante sviluppare in Friuli per poter dare, diciamo, un valore aggiunto a questo territorio nei prossimi anni. E quindi, diciamo, c'è stata una commissione dove c'era un rappresentante per dipartimento, ciascun dipartimento quindi ha dato il proprio contributo, e all'interno di questa commissione abbiamo discusso diversi mesi sostanzialmente per cercare di limare, di integrare queste diverse idee, e quindi, diciamo, da questo lavoro, che è stato, devo dire, piuttosto caotico, nel senso che all'inizio siamo partiti in maniera così, diciamo, molto artigianale, abbiamo pian piano affinato un po' le procedure, e comunque, diciamo, alla fine siamo arrivati ad individuare una serie di tematiche che in maniera condivisa ritenevamo fossero delle tematiche di grande importanza per lo sviluppo del Friuli futuro, e queste sono state, come dire, donate al nascente cantiere.